poi iniziamo. Innanzitutto, mentre mi preparo, approfitto, vi saluto tutti. Io sono Gloria Vidali, per chi non mi conoscesse, poi vi presenterò le nostre ospiti. Innanzitutto per ringraziarvi di essere qui oggi e per dire due cose di premessa che mi paiono necessarie, ovvero che questo percorso di formazione, che chi ha seguito conosce molto bene, questo percorso di formazione è stato ampiamente, come dire, condiviso e coprogettato dalle associazioni di immigrati che fanno parte della consulta. È stato un lavoro importante che ha coinvolto il comitato di coordinamento della consulta, e quando questi soggetti hanno iniziato a elaborare il progetto formativo hanno dovuto obbligatoriamente, come si fa quando si progettano percorsi di formazione, individuare temi, momenti di dibattito, di discussione, di confronto. Nell'individuare i temi, che sono stati tanti, quelli che sono stati toccati dal nostro corso e che saranno anche tanti nel futuro di altri percorsi di formazione, i due temi in qualche modo che hanno tenuto banco e che hanno di fatto anche concentrato le attività formative sono stati quelli riferiti al lavoro, e abbiamo fatto diversi momenti di formazione legati a questo, in particolare un momento iniziale di formazione che ha coinvolto tutta la consulta, e l'altra questione forte è stata quella appunto legata a una discussione sul ruolo della donna. Abbiamo deciso questi due argomenti che sono stati sentiti come più importanti da parte del gruppo di progettazione, chiamiamolo così perché in realtà è stato un gruppo di progettazione. Abbiamo deciso congiuntamente di farli diventare dei momenti anche aperti, pubblici, quindi di non farli rimanere all'interno dell'aula di chi, come dire, ha frequentato il corso, ma di aprirli a due momenti di consulta. La prima, che adesso mi sfugge, sarà stato l'uno, il 6, non mi ricordo. La prima, invitando la dottoressa Bertazzon, abbiamo iniziato tutta la questione del lavoro, poi la dottoressa è stata anche ospitata dalla nostra commissione consiliare che si occupa appunto delle questioni legate anche all'immigrazione piuttosto che alla cultura, e questa riunione, questo momento aperto per parlare del ruolo della donna nei processi di integrazione. Prima di presentarvi le nostre ospiti, io vorrei dire due brevissime cose. Parlare di integrazione degli individui che stanno in una società vuol dire in qualche modo parlare della qualità della relazione sociale, cioè io, soggetto, se mi sento bene, se sto bene, se mi sento accettato, per usare un termine comune, riesco utilmente a relazionarmi con gli altri soggetti e anche con le istituzioni, perché una società è fatta di soggetti singoli, ma anche di momenti aggregativi, associativi, istituzionali. Questo mi induce, se sto bene, a rendere dinamica la mia partecipazione all'interno della società, e la società stessa cresce, la società stessa si modifica, e si modifica normalmente, più apporti ci sono di soggetti, si modifica in un processo di crescita, di sviluppo, di miglioramento. In un qualsiasi contesto sociale di questo tipo, le donne sono, normalmente lo sono soggetti più deboli, più fragili, ma non soltanto le donne immigrate, le donne che appartengono a minoranze etniche che ci sono in tutti i contesti sociali, tutte le donne, noi cittadine di questo Stato, cittadine di questa Europa. Allora bisogna con particolare attenzione guardare a queste realtà femminili che ci sono nei contesti sociali e cercare, come dire, in maniera convinta, senza mai abbandonare, come dire, questo obiettivo, cercare di ridurre
tutti gli ostacoli, la maggior parte degli ostacoli, impegnarsi perché gli ostacoli alla partecipazione delle donne vengano rimossi. Dopo vedremo, adesso sentiremo appunto le nostre ospiti, sentiremo anche voi per provare ad individuare quali sono, come dire, i momenti cardine da presidiare, sempre però, sempre. Questo vale per le donne italiane, nel caso specifico, visto che siamo in Italia, per le cittadine italiane, ma anche per le cittadine immigrate in Italia. La donna immigrata, tra l'altro, ha un ruolo particolare, che è quello di trade union, di relazione tra un prima e un dopo, tra una tradizione, una terra d'origine e un cambiamento che è la terra invece di destinazione. E forse le donne immigrate sono il motore, come dire, che ha più cavalli per lavorare sul processo di integrazione, perché partecipano, sono il soggetto di cura delle relazioni familiari, sono ovunque, sono nelle scuole, sono fuori delle scuole che accompagnano i figli, che li vanno a ritirare, sono nei presidi sanitari perché hanno bisogno ovviamente loro e i loro familiari di prestazioni di cura. Ma fatta questa premessa, che non vuole assolutamente essere né esaustiva delle problematiche, semplicemente, come dire, qualche riflessione anche personale, visto che su questo progetto insomma, abbiamo lavorato assieme alle comunità di immigrati, ma abbiamo in qualche modo prodotto percorsi anche di riflessione. Vi presento le nostre ospiti. Cominciamo dalla dottoressa Maria Elena Tomat, che è presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Venezia, e di Marie-Louise Niwe Bukobwa, che è componente della nostra Commissione Pari Opportunità. Poi tutte e due hanno altri incarichi, se vogliono ve ne parlano, ma l'importante è che loro ci aiutino in qualche modo a suggerire qualche stimolo di discussione e di dibattito, perché potrebbe essere questo, non ci siamo ancora confrontati né con l'assessore né con gli uffici, però potrebbe essere questo anche un momento importante per la provincia per cogliere degli stimoli anche rispetto a progetti formativi, suggestivi o altre iniziative che la provincia potrebbe prendere, potrebbe adottare. Quindi io, se siete d'accordo, lascerei la parola prima all'una e poi all'altra delle nostre ospiti, e poi aprirei un breve dibattito che può essere sicuramente riferito al tema, e io mi augurerei lo fosse, perché cominciamo a parlare di queste questioni, forse è la prima volta che ne parliamo, anzi sicuramente sì, in consulta. Ma può essere anche una riflessione, giusto per rendere un po' utile la giornata, anche una riflessione un po' più complessiva su quello che il corso riferito a questo tema ha dato, il corso di formazione ha dato a chi ha partecipato.